Bunti visitatori a Naro per la 12ª edizione delle giornate FAI d'autunno, molti visitatori che nel weekend hanno voluto scoprire o riscoprire i beni aperti per l'occasione nella fuggentissima Naro. Ammirazione, entusiasmo, numerosi scatti social da parte dei tanti visitatori che sono rimasti letteralmente incantati dalla bellezza monumentale del paese. Il bene più visitato è stato il castello dei Chiaramonte, seguito dalla chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, dalla chiesa di San Francesco, da quella di Maria Santissima Annunziata, dal santuario di San Calogero e dalla biblioteca comunale. Le visite ai beni sono state curate da delegati e volontari FAI, dagli apprendisti Cicerone della scuola Federico II, l'associazione l'Istituto Galilei di Canicattì. 2 giorni di festa, di divertimento, ma anche di crescita personale. Sentiamo ora il parere del presidente nazionale di Europa Assistenza Italia, Stefano Gentili, veramente colpito dalla bellezza della città di Naro. Non conoscevo Naro, io frequento la Sicilia abbastanza assiduamente perché ho 2 case, una a Marsala e una a Marina di Ragusa, e tra l'altro viaggiando da una all'altra ne approfitto per fermarmi anche in posti piccoli, meno toccati dal turismo di massa, diciamo così. Non conoscevo Naro e devo ringraziare il FAI perché mi ha dato l'opportunità di conoscere un paese davvero interessante, in cui si respira una forte storia. Queste viette del centro, dove adesso siamo seduti, contornate di questi palazzi nobiliari davvero notevoli dal punto di vista architettonico, ci danno l'immagine di una storia importante. Altra cosa che mi ha piuttosto colpito sono le chiese che abbiamo visitato, San Francesco in primis, con questi stucchi, queste navate bianche con questi stucchi dorati che sono davvero molto particolari, molto caratteristiche, così come molto particolari sono le opere lignee che si trovano all'interno, in particolare gli armadi delle sagrestie, davvero posti molto interessanti. Ovviamente non potevamo fare a meno di visitare il bellissimo castello dei Chiaramonte. C'è da fare una bella scarpinata per raggiungerlo, ma ne vale la pena anche perché da lì si gode di una vista meravigliosa. Quindi un paesino che oggi è piccolo ma sicuramente ha avuto un grandissimo passato e che vale la pena di visitare.